Iniziamo la celebrazione col canto numero 107. Purificami, o Signore, nel tuo affetto cancella il mio peccato, purificami da ogni mio errore. Purificami nella nebbia. Il mio peccato io lo ricordo. Quello che male ai tuoi occhi io sarò più bianco della neve. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il tempo di Quaresima ci invita sempre a prendere più sul serio la parola di Dio, che è una parola che ci dà vita, che ci dà gioia, che ci dà pienezza. Non sempre la viviamo, la conosciamo con la testa, ma non passa a volte nelle nostre azioni. Chiediamo perdono di questo. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta e vive la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Cristo eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Qualche istante di silenzio, ciascuno preghi nel suo cuore. O Signore, volgi il tuo sguardo a questa tua famiglia e fa che, superando con la penitenza ogni forma di egoismo, risplenda i tuoi occhi per il desiderio di te. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi spera nel Signore non resta confuso.
Spera nel Signore e non resta confuso. Magnificate che da ogni mia paura mi ha liberato. Chi spera nel Signore non resta confuso. Guardate a Lui e lo salva da tutte le sue angosce. Chi spera nel Signore non resta confuso. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Chi spera nel Signore non resta al cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Quel discepolo che ha visto Gesù pregare a lungo gli ha chiesto: Signore Gesù, insegna anche a me a pregare, insegnaci a pregare, insegnaci a pregare. Gesù, dandoci questo Padre nostro, ci dà non una formula, ci dà la sua esperienza di preghiera che faceva con il Padre. Ed è una preghiera del Padre nostro che è la sintesi del Vangelo. Le prime 3 domande riguardano Dio, le ultime 4 riguardano i rapporti con il prossimo. Ed è una preghiera che dobbiamo non banalizzare a furia di recitarla, ma dovremmo pregarla con un profondo silenzio interiore.
Quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, dico Padre. Quindi Dio è il mio papà, io sono suo figlio. Tu, Padre, sei sempre vicino a me, fa che anch'io sia sempre vicino a te. Tu mi ami, tu sei sempre pronto ad incoraggiarmi, ad aiutarmi, ad ascoltarmi, a perdonarmi, sempre, sempre. Non dico Padre mio, dico Padre nostro. Chi chiama Dio Padre scopre nello stesso tempo che ha dei e non posso presentarmi a Dio da solo. È necessario che parli a Dio di tutti i miei fratelli e le mie sorelle nella preghiera. Se i figli non si... Padre nostro che sei nei cieli. Dio, che è il mio Padre, il mio papà, è anche il Re che è al di sopra, che ha il suo trono nei cieli. Poi diciamo la prima domanda, adorata da me innanzitutto, da me. Padre, sia santificato il tuo nome, fa che attraverso il mio amore tutti gli uomini ti amino. Sia santificato il tuo nome, manda molti santi sulla terra. Abbiamo bisogno di sacerdoti santi, di religiosi santi, di genitori santi, di maestri santi, di medici santi, di magistrati santi, di giovani santi, di parlamentari santi. Questo chiediamo a Dio nel Padre nostro. Venga il tuo regno, Padre. Padre, venga il tuo regno. Convertitevi, il regno di Dio è vicino, dice Gesù. È necessario convertirsi, cambiare mentalità affinché Dio prenda possesso del cuore degli uomini. Tutto parte dal cuore, non dalla testa. Padre, che il mio cuore appartenga a te, io ti offro il mio cuore. Perché il tuo regno venga, mi impegno a fare perfettamente la tua volontà, non quello che piace a me. Padre, che io lotti contro tutti i miei istinti per fare fedelmente ciò che piace a te. Io metto tutta la mia fiducia in te, Padre, e non solo nelle mie forze naturali, in te la mia forza. Fa che io mi decida finalmente ad agire concretamente per amarti e farti amare. Fa che io cammini con coraggio sulla strada della carità e del perdono. Tu, Padre, mi perdoni sempre, ma io spesso non so perdonare. Fa che io abbandoni la strada del male e che tagli netto con il mio peccato, il mio egoismo, il mio orgoglio soprattutto, e che mi decida di scegliere il cammino della vita, il cammino dell'amore, il cammino di Gesù. Il Padre nostro è una preghiera da recitare con calma, un solo Padre nostro magari in 5 minuti. Allora ti cala dentro, non è una preghiera banale, non è una formula da recitare così, con calma, in modo che la preghiera del Padre nostro ci penetri e ci cambi la vita.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto l'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accollici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La tua paterna generosità e trasforma il pane e il vino che ci hai dato per la nostra salvezza di ogni giorno, per la nostra vita di ogni giorno, in sacramento di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, pararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione la pienezza della vita nuova, in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rusada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli. Mettili alla luce del tuo volto. La Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Il Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Accanto alla comunione facciamo il numero 57. Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciare la notte, e mai più ci lasciare per le vie del mondo, Signore. Ti porteremo lungo le strade. Ti porteremo lungo le strade, resta con noi, non ci lasciare, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciare, per le vie mani voglio donarci lasciare la notte mai più, non ci lasciare. Preghiamo. Conferma, per la partecipazione ai Tuoi misteri, insegnaci, o Signore, a moderare i desideri terreni e ad amare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Chiudiamo con una preghiera alla Madonna per la pace del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Buona serata a tutti, buon pomeriggio. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccato. Tra i cori angelici sei Maria, Ave Maria. Tra i cori angelici sei l'armonia, Ave Maria, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo.